Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite Luca Lapini, che è zoologo al Museo Friulano di Storia Naturale. Luca Lapini è specialista di vertebrati terrestri, anfibi, rettili e mammiferi. Buongiorno, buongiorno Luca, grazie per essere qua per parlarci anche di benessere legato proprio a queste presenze, a presenze di animali che in teoria non avrebbero dovuto essere presenti nella nostra regione, ma Luca Lapini li ha scoperti da un po' di anni a questa parte, a cominciare proprio dallo sciacallo, lo sciacallo dorato. E ogni presenza ha un suo perché. E queste presenze vivono bene sul nostro territorio perché? Perché vuol dire che anche noi stiamo vivendo bene, la situazione ambientale è migliorata negli ultimi anni, dico bene? In genere è un po' così, ovviamente si tratta di capirsi, perché il fatto che ci siano più specie animali e quindi più biodiversità, in generale implicano che l'ambiente è migliore e quindi ne godiamo un po' tutti. In certi casi ci sono delle specie che aumentano per colpa nostra e sulle quali è indispensabile intervenire. Io faccio un esempio, i cinghiali. I cinghiali sono una presenza imbarazzante perché sono sicuramente una specie impattante che non è facile controllare, ma non solo loro, anche le cornacchie grigie per esempio sono un problema oggettivo, una vera piccola catastrofe ecologica che è stata garantita dal fatto che la nostra civiltà disperde risorse in quantità spaventose. Ecco, perché adesso sono presenti in maniera massiccia, infatti si segnalano disagi un po' ovunque nella nostra regione. Quindi che fare quando una situazione si altera in questo modo? Che fare? Ecco, l'esperto che cosa dice? Bisogna come si può... in qualche modo intervenire. La Regione e l'ISPRA intervengono con dei piani di contenimento che i cacciatori attuano con l'aiuto delle guardie regionali e non è mai così facile. Oltre a ciò ci sono anche le specie alloctone che sono state immesse, la nutria è un esempio, il visone americano. Ah, quindi anche la nutria è stata immessa? Sì, quindi sì, non è... sì. È una bestia sudamericana. E quindi come è arrivata qui? Immessa per quale motivo la nutria? Per allevamento, per... La nutria era un animale da pelliccia, sì. abbastanza rinomato. beh sì, negli anni 70 la pelliccia di nutria era La pelliccia un must. di nutria si chiamava castorino e era ottenuto in sostanza togliendo i peli della giarra con un metodo meccanico in modo che rimanesse soltanto la borra, che è la nuggine che sta sotto la giarra. Sì, la parte più morbida. E quindi le pellicce erano magnifiche, però ormai non valgono un tubo e quindi da quando c'è stato un crollo del loro potenziale economico, le nutrie molto spesso sono state liberate oppure più semplicemente sono evase per conto loro anche. Attualmente si tratta di una presenza che non ci toglieremo mai più. E tra l'altro stanno creando problemi in varie zone, no? Abbiamo visto che hanno mangiato anche strade addirittura, no? Pensate che in provincia di Udine, a un convegno del 2014, la provincia di Udine ha stimato che i danni da nutria fossero all'epoca circa 11 milioni di euro. Pensiamo. Il che non è così inverosimile perché il danno che fa questo animale è che scava gli argini in zone pensili. Le aree pensili quali sono? Quelle che stanno sotto il livello del mare ma vengono mantenute emerse con le pompe idrovore. Se un argine non tiene, i campi interni si allagano e quindi è indispensabile intervenire sopra ad argini distrutti e i lavori di movimentazione di terreno sono i lavori edilizi che costano in assoluto di più. Ecco, è difficile quantificare questa presenza? Perché se ne trovano un po', no? Soprattutto sono concentrate, Bassa Friulana, no?
Noi abbiamo fatto una stima perché abbiamo fatto un lavoro di sintesi per la regione ultimamente. Le stime nostre indicano una presenza di circa 7.000 animali almeno, minimo, che si riproducono? Minimo, ma massimo 70.000, quindi si tratta di stime così vaghe. E come si riproducono? Loro Quante sono volte animali figliano? che si riproducono anche 3-4 volte all'anno e fanno 5-6 piccoli a testa, molto spesso insieme, e quindi il fatto di vedere nutrie con una quindicina di piccoli non è impossibile, anzi è una cosa che si verifica abbastanza spesso. Ecco. E i cinghiali come si riproducono? Cioè, quanto? I cinghiali sono in una situazione analoga. Anche loro non fanno spesso più di 7 piccoli a testa, non possono arrivare anche a 15, ma è una cosa eccezionale. Il problema è che le femmine molto spesso sono insieme e quindi alla fine tu hai 2 o 3 femmine con lo stuolo di piccoli? 30 piccoli. E i cacciatori si fermano davanti a situazioni del genere, non hanno coraggio di... No, anzi ci sono i piani di eradicazione localmente e i piani di abbattimento che per il tipo di specie di cui si parla sono sempre superiori ai numeri censiti. E perché? Perché il fine è di ridurre la presenza e si sa che non è possibile. Ecco, abbiamo detto che nella trasmissione vogliamo parlare di benessere legato alle presenze appunto di animali, anche animali selvatici. La presenza del lupo può garantire il nostro benessere se andiamo nel bosco? È perché è una domanda che ci si pone, insomma, fa pensare, soprattutto se si parla di bambini, no? Io capisco molto bene. Il lupo non è un pericolo nell'attuale situazione economica e sociale. Lo era quando le greggi di pecora erano mandate al pascolo con i pastorelli. E i pastorelli erano bambini tra gli 8 e i 12 anni. Il lupo per il suo comportamento predatorio non considera l'uomo sopra il 1,40 m una preda conveniente e quindi si può stare più tranquilli. Quindi chi è più alto di 1,40 m si può stare più tranquilli. Ovviamente se c'è bestiame va protetto un po' di più, esistono gli strumenti per la protezione che la Regione offre gratuitamente, ex richiesta. Naturalmente è più impegnativo ora allevare animali all'aperto, perché esiste questo rischio che prima non c'era. D'altra parte c'è un aumento di naturalità e wilderness dell'ambiente che oggi viene molto apprezzato da tutti, quindi alla fine la sensazione che in un bosco tipo il Cansiglio ci siano i lupi offre un fascino che prima il bosco non aveva. Ecco, no? Sì, ho capito, però offre un fascino che prima non aveva, però anche una preoccupazione in più che prima non c'era. Però convivere è possibile, anzi è una cosa relativamente semplice, si tratta di imparare. Noi abbiamo perso anche capire l'atteggiamento che uno deve avere se per caso fa un avvistamento, come si deve comportare. Sì, allora il lupo non attacca l'uomo, questo è una cosa accertata, negli ultimi 150 anni non c'è un caso di aggressione in Europa. Esistono dei morti in Russia, ma perché? Con animali ammalati di rabbia. In questi casi il lupo anche oggi può essere potenzialmente pericoloso. Voglio dire, se una volpe ammalata di rabbia attacca un uomo, non fa un danno eccessivo, lo morde in genere ai piedi o gambe e quindi l'uomo è in grado di farsi questa vaccinazione post contagio. Il lupo non è detto perché ogni tanto non può mordere anche più in alto. Il punto del morso è importante perché il virus di rabbia, se il morso è più vicino alla testa, ha una espansione molto più rapida. E quindi, ma si tratta chiaramente di indicazioni assolutamente
teoriche. La rabbia attualmente è ferma in Serbia. Perché? Perché in Croazia hanno iniziato a fare le vaccinazioni orali di volpe. Quindi la prospettiva che torni è molto lontana. Ovviamente... perché ricordo negli anni '80 la campagna che fu fatta proprio per contrastare la rabbia silvestre, che appunto era veicolata proprio dalle volpi, no? L'ultima epidemia è del 2008, l'ultimo caso che è stato registrato qua in regione è del 2011, quindi ora sono 8 anni che non c'è più, ma certamente quando ritornerà... È ciclica, no? Sì, sì, ha un andamento ciclico. Quindi si tratta di presenze sempre molto interessanti e stimolanti che migliorano la nostra varietà di vita. Bisogna imparare a conviverci. Oltretutto in questo momento storico stiamo assistendo a una serie di ritorni straordinari, dal lupo alla lontra a un sacco di altre specie, i pipistrelli in aumento. Ma perché? Perché gli insetticidi che erano in giro fino a metà anni '80 non ci sono più, quindi le popolazioni che erano state decimate da queste concentrazioni di insetticidi in ambiente si stanno riprendendo. La lontra in particolare ha incominciato a entrare in Italia dall'Austria, con presenze che fanno supporre che nel giro di un pochi anni arriverà nuovamente in pianura, se già non c'è. Noi stiamo seguendola con la regione e attualmente ci sono un sacco di presenze in Carnia, sia nella zona tarvisiana sia verso l'area di Forni e Voltri. Ecco, un'ultima battuta sui pipistrelli. Aiutano nella lotta alle zanzare? Indubbiamente. Quindi... Indubbiamente si tratta di insetticidi naturali. Non bisogna però pensare che la presenza di pipistrelli sia in grado di eliminare le zanzare. No, le riduce un po', ecco, dai. Che peccato, siamo già giunti al termine della trasmissione. Io spero di averla ancora nostro ospite per parlare di altre specie. Ci sono ancora tante cose da dire. Sì, a volere. A volere. Bene, quindi la rinvito ufficialmente, spero di averla presto nuovamente fra noi. Ringraziamo quindi Luca Lapini e ringraziamo i nostri amici telespettatori per averci seguito. E noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 13:15. Arrivederci.